Nella conservazione del patrimonio culturale spesso si pensa che innovazione e conservazione siano due elementi che in qualche caso confliggono. In realtà la storia ci insegna che non c'è nessuna innovazione senza il fatto che noi rielaboriamo valori sedimentati nel passato, così come non c'è conservazione senza creare nuovi valori. Quindi ecco, l'uso di tecnologie, per esempio anche spaziali, per la conservazione dei beni culturali, sia che siano beni monumentali o paesaggi, è diventato un elemento imprescindibile. Per fare un esempio, per la conservazione di tutti i siti del patrimonio culturale che sono paesaggi, oggi il rilievo satellitare, l'aerofotogrammetria e quindi la realizzazione dei sistemi informativi geografici è fondamentale per il monitoraggio, così come le nuove tecnologie necessarie per capire le leghe dei metalli con cui molte opere d'arte nostre sono state create nel passato è fondamentale per poterle restaurare. Quindi ecco, da questo punto di vista la tecnologia è di grande aiuto per la conservazione del patrimonio culturale e il patrimonio culturale informa anche la tecnologia di quelli che sono gli elementi di cui tenere presente.